Di nuovo in diretta per questa maratona pasquale. Fra poco ci colleghiamo con Anna Maria Parisi, fra pochissimo è pronta, vediamo dove si trova Anna Maria, poi Lucio Zanato, poi andremo a Cortina, ma stanno arrivando anche tanti auguri importanti, questo in particolare il messaggio del Vescovo di Vittorio Veneto. Carissimi fratelli e sorelle, desidero rivolgere a tutti voi i migliori auguri per questa Santa Pasqua che fra pochi giorni celebreremo. La celebriamo in un periodo di prova, di tribolazione, per la pandemia che ancora non ci ha lasciati. E tuttavia ricordare che Gesù ha voluto condividere le nostre prove, le nostre sofferenze fino alla morte, è un motivo di fiducia e di speranza che deve sostenerci e può darci anche la forza di superare e di attraversare questo momento di difficoltà. Un grande augurio a tutti, specialmente a coloro che sono impegnati in prima linea contro il contagio, il personale ospedaliero, medici, infermieri, a coloro che sono colpiti o loro o nelle loro famiglie dal contagio. Un augurio a tutti e la mia preghiera a ciascuno. Questo quindi il messaggio, le parole del Vescovo di Vittorio Veneto, autorità religiose ma anche civili, tutti in questa giornata. Abbiamo cercato di realizzare un pomeriggio, una giornata che potesse dare voce a chiunque, perché è importante in questi momenti più che mai, perché stiamo combattendo tutti una battaglia senza esclusione di colpi. Queste invece le parole del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Cari concittadine e cari concittadini, il tempo che viviamo continua ad essere difficile, lo è per tutti e lo è anche per me. Oggi però sappiamo e sentiamo che c'è una nuova speranza e questo ci deve far dare fiducia e deve unirci ancora una volta. Vi ringrazio perché in questo lungo anno vi ho sentiti vicino e allo stesso tempo col cuore vi dico che vi sono vicino. Buona Pasqua a tutti voi. È un tempo di rinascita, presto ne saremo tutti protagonisti. Per questo augurio ho pensato di parlare poco e far parlare la nostra magnifica Padova. Ecco le immagini che dedico a tutti voi, ai vostri cari e a tutti noi. Un grande abbraccio.
Immagini davvero suggestive. Oggi vi stiamo portando un po' in volo ovunque. Ma da Padova ritorniamo a Treviso, perché vedo pronta la nostra Anna Maria Parisi con Simone Merlo. Anna Maria, dove ti trovi? Buongiorno e buon pomeriggio Cristian, visto che ti incontro adesso per la prima volta in questa domenica di Pasqua. Tanti cari auguri anche a te di una serena Pasqua. Cristian, mi trovo a Santabona, quindi a Treviso, e come si può capire da questo eloquente striscione, mi trovo nel gruppo Alpini Città di Treviso, sezione ANA di Treviso, con questa rappresentanza, diciamo così, che evoca e ricorda il centenario di fondazione della sezione di Treviso, e quindi 100 anni di storia, 1921-2021. Ne abbiamo parlato anche prima quando eravamo in onda sopra i cieli di Treviso a bordo dell'elicottero del nucleo elicotteristi carabinieri di Belluno, ai territori della nostra storia, e ringraziamo per questa nuova ospitalità anche per gli alpini Maurizio De Biasio. Buongiorno Maurizio, buona Pasqua, buon pomeriggio. Buongiorno a te, tanti auguri, buona Pasqua a te e a tutti i telespettatori, e grazie di averci invitato a questa vostra trasmissione. No, grazie a voi che avete raccolto la nostra richiesta, se ci avreste ospitati come avete fatto a Natale, e così abbiamo abbissato anche per Pasqua. Basta con i ringraziamenti. Va bene, allora senti Maurizio, visto che ci davamo del tu anche la volta scorsa, continuiamo con il tu, e da casa non ce ne vogliono, ma ci conosciamo già da un po' con Maurizio De Biasio. Andiamo dentro. Prego, accomodatevi, vediamo a che punto sono i nostri alpini dopo di te. Aspetta, andiamo lentamente perché c'è il cambio. Piano. C'è il cambio di luce dall'esterno all'interno, vediamo come sta andando. Io prima sentivo qualcuno che stava cantando. Buongiorno a tutti. Si stavano riscaldando le ugole. E allora, cominciamo con le presentazioni. Che dici, Maurizio? Cominciamo con le presentazioni. Cominciamo dal fondo. Allora, Dario Dal Borgo, il capogruppo. Ciao, piacere, ciao. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Poi il generale Cauteruccio. Ormai sono schedato io. E anche vaccinato, vero? Sì. Ecco. E poi c'è l'amico Venturino. Venturino Cagnano. Ciao. Ottimo. C'è qualche problema con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Come vedete non poteva essere altrimenti, in un viaggio tra le tradizioni e la musica del nostro Veneto. Non potevamo non andare dagli alpini. C'eravamo stati anche nella lunga maratona di Natale e avevano cantato a più non posso, regalandoci grandi emozioni. Ma c'è qualche problema, li vedo ancora frizzati, quindi magari ritorniamo fra qualche istante. Ovviamente resto in attesa di un cenno dalla regia. Ne approfitto per salutare Tony Esposito e Renato Capoia, che sono appunto in plancia di comando. Mi dicono però che possiamo invece andare a Cortina per incontrare un amico di tutti noi, un simbolo dello sport italiano nel mondo. Eccolo qua, perfetto, lo vedo sempre pronto, sempre energico. Forse c'è qualche istante anche lui sta facendo le prove, del resto siamo in diretta rigorosa, Pasqua per tutti, stiamo disturbando in molti per tenervi compagnia. Eccolo, lo vedo e adesso anche lo sento, mi sa Cristian Ghedina. Buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti. Come stai? Buona Pasqua. Bene. Ciao, buongiorno. Sono arrivato proprio impiccato a 5 perché ero in ritardo, ero con la macchina, ho detto adesso mi sono collegato, insomma sono riuscito, adesso mettiamo a posto giusto la telecamera al centro, eccolo qua. Grazie. Dietro questa così va benissimo. Perfetto. Eccolo qua, scusate. Ma ci mancherebbe altro, Cristian. Come stai trascorrendo questa tua Pasqua, immagino a Cortina? Ma
sì, ma diciamo molto tranquilla. Ho pranzato con mia sorella, ma una cosa tranquilla, e con mio figlio, praticamente è la mia ragazza, e quindi abbiamo fatto mangiate e basta. Oggi sveglia tranquilla, oggi siamo un po' goduti, siamo stati un po' rilassati, colazione tranquilla. Cosa prevedeva il menù di Casa Ghedina? Ricette della tradizione? Siete stati leggeri? Stavolta sono stato bravo perché io sono sempre una buona forchetta, ho sempre un appetito incredibile, mangio sempre tanto, però avendo fatto colazione un po' tardi, stamattina mi sono fatto una bella centrifuga perché la mia ragazza mi ha regalato la centrifuga nuova, e mi sono fatto una centrifuga di mele, pere, arance, mandarini e carote. Madonna, è una Pasqua salutista proprio. Sì. Da sportivo ovviamente. Sì. E invece a pranzo, perché c'era tutta roba buona, c'erano diversi antipasti con prosciutto, porchetta, insalata russa, pomodorini ripieni, poi c'erano peperoni, un po' tutte cose così, e poi dopo invece polenta con capretto e poi anche goulash. E poi un dolce, la pastiera napoletana, come un dessert. Un tocco esotico. Sì, un po' di tutto. Rispetto al menù rigorosamente, insomma, comunque salutare ma sostanzioso. Cristian, è la prima Pasqua, se non vado errando, da papà. Perché di fatto, se non sbaglio, a luglio ci eravamo visti, avevamo fatto un collegamento da Cortina e avevi in qualche modo annunciato, ti avevo un po' estorto in verità il fatto che saresti diventato di lì a poco papà. Com'è questa nuova esperienza? Come sta procedendo? No, è bello, forse non me ne sono ancora reso conto, mi sono capacitato del fatto che sono diventato papà, però... Ma forse è proprio dipeso dal fatto che il bambino Nathan si chiama, che adesso il 7 di aprile compie 7 mesi, è veramente bravo e buono. Adesso, siccome facciamo un po' sempre pendolari, un po' qua a Cortina, e abbiamo 2 case, la mia ragazza c'ha il lavoro a Bessanone, io ho un po' di impegni qua, quindi adesso, diciamo, fino a febbraio... È sempre stata qua a Cortina, siamo sempre stati qua a casa col bambino, e adesso deve lavorare, quindi va un po' a Bressanone e un po' viene a Cortina, no, nel weekend. Però adesso abbiamo preso chiaramente, quando a Bressanone abbiamo preso una ragazza che ha già esperienza da 6 anni, ha 23 anni, una ragazza giovane che tiene il bambino quando la ragazza lavora, e lei ha detto: guarda, incredibile, io è 6 anni che faccio questo lavoro, ho avuto bambini tutti più grandi di un anno, questo bambino non si è mai, è 1 mese e mezzo che sono con lui, non si è mai lamentato, non ho mai pianto, io non ho mai visto piangere, ha detto no, impossibile, cioè non riesco... Sta già crescendo con lo spirito giusto per diventare un campione, sostanzialmente mantiene già il controllo. Sì, questa è una gran fortuna, perché quando hai dei bambini che si lamentano, piangono, io penso, non so, per tutti quelli che stanno ascoltando, ci stanno guardando, io penso che qualcuno si penserà e mi dirà: Madonna, sei fortunato a avere un bambino che non piange, no? Perché qualcuno veramente ha dei bambini che sono dei terremoti, piangono sempre. Questo invece siamo veramente piange proprio quando deve mangiare, se proprio lo tiri per la gola, però è abbastanza regolare, mangia, è buono, un pacioccone, un curioso, guarda, un po' un osservatore come lo sono anche io sono uno curioso, incredibilmente curioso ancora adesso, e quando ero bambino ero uguale, però è uno spasso perché ride, adesso inizia a interagire con me, inizia a capire come funziona, ti prende anche per i fondelli un po' ogni tanto. Vabbè, quindi insomma diciamo che sta crescendo bene il pargolo. Cristian, com'è Cortina? Nei giorni scorsi anche il sindaco aveva lanciato un po' un appello ai secondi casisti, quindi a quelli che hanno le seconde case, che quindi potevano muoversi. C'è movimento, non c'è movimento? Come appare la regina in questa Pasqua 2021?
Prima abbiamo preso il passeggino e ci siamo fatti, per andare a mia sorella, ci siamo fatti questi 5-6 chilometri col passeggino a piedi, siamo camminati in fianco alla strada ed era veramente, non c'era un'anima viva, siamo passati anche per il corso e ho detto è incredibile Pasqua, pensare adesso che ci sarebbe il finimondo, no? Un via vai di macchine incredibile, e invece c'era veramente poca gente. Ecco, nel corso qualcuno c'era a piedi, poi camminando magari anche sulla ferrovia si sono viste, io ho visto anche delle case che normalmente vedi gli scuri, i balconi chiusi, c'erano balconi aperti, questi che hanno le seconde case, però movimento di gente c'è poco niente, e poi è un po' tutto chiuso, ma vabbè, oggi è normale che sia chiuso perché insomma è Pasqua. Però diciamo che non c'è stato nessun tipo di, insomma, è lo scenario che c'è ovunque in queste ore, in questi giorni, in tutta Italia. Però diciamo che Cortina ha avuto un sussulto, e che sussulto grazie ai mondiali di sci. Sono stati una boccata d'ossigeno, sono stati anche un successo. Tu eri il testimonial di questo evento. Che cosa resta dei mondiali di sci di Cortina 2021? Beh, resta sicuramente un bel ricordo, sono andati bene, ha detto insomma gran parte delle persone che li hanno guardati, principalmente quelli che hanno guardato in televisione, perché quelli che li hanno guardati in live erano solo gli addetti ai lavori, però anche gli addetti ai lavori sono molto soddisfatti perché tutte le gare sono andate, le abbiamo portate a termine. Abbiamo avuto la fortuna di avere sempre bel tempo, a parte i primi 3 giorni che siamo partiti veramente male, e prima ancora non sapendo ancora se si potevano fare, non si potevano fare, a porte aperte, a porte chiuse, mondiali sì, mondiali no, era veramente un grosso dubbio e c'era stato un grosso dispendio di energie e dispendio economico. Però alla fine insomma si sono fatti, siamo partiti male ma hanno recuperato alla grande, sono stati bravissimi tutta la squadra, la fondazione, gli organizzatori a preparare, perché è nevicato proprio alla cerimonia di inaugurazione, in alto ha nevicato parecchio, hanno dovuto lavorare tutta la notte, c'era una squadra di 100-150 persone che si intervallavano a lavorare, a pulire la pista, e io sono rimasto incredulo del lavoro che avevano fatto, perché ho fatto la prepista, la prima gara del Super G con la telecamera, e io non ci credevo che avessero potuto fare la pista in quelle condizioni. È stato un mezzo miracolo, perché insomma mi ricordo sono state ore molto concitate quelle successive all'inaugurazione. Abbiamo visto prima Gabbani, la Nannini, una cerimonia bellissima in mondovisione. E Christian, quindi insomma il successo si può archiviare, ci sono stati questi mondiali, l'unico evento iridato della stagione in questa fase pandemica, è il migliore viatico per le Olimpiadi del 2026. Sicuramente, diciamo che non avendo nemmeno avuto la possibilità di disputare le finali, che era il primo vero test per mettere in prova un po' tutte le realtà, le nuove realtà di Cortina, insomma, e tutto quello che è stato fatto per il mondiale. Diciamo, il mondiale è andato bene, ci sono tante cose da mettere a posto, sicuramente un evento, quando si fa qualcosa, anche la gara perfetta non la puoi, io non l'ho mai fatta, ho fatto 167 gare in Coppa del Mondo, la gara perfetta non l'ho mai fatta, degli errorini li fai sempre, poi qualcuno di più, qualcuno di meno, c'è da mettere a posto un po' di cose, però tutto sommato il mondiale è andato bene, è stato un buon risultato, e per le Olimpiadi insomma si spera che al più presto questa situazione smetta, perché l'unico neo negativo è stato proprio la mancanza del pubblico, e il poter vivere il mondiale per tutti i tifosi, gli appassionati, i fans club e la gente anche del posto vivere un evento così importante. Si spera che le Olimpiadi, insomma, in 5 anni tutto questo casino rientri, insomma.
È un messaggio tra l'altro di speranza arrivato pochi giorni fa da quella meravigliosa qualificazione, non so se l'hai sentita, di Federica Pellegrini, non so se vi siete sentiti per caso. No, non mi sono sentito, non ho i suoi recapiti, l'ho conosciuta, non la conosco, cioè l'ho conosciuta in un'occasione sportiva, di un evento, ma non la conosco lei, però insomma lei è una grande, lo sappiamo tutti, insomma porta alto non solo i colori del Veneto ma anche di tutta l'Italia e in giro per il mondo, e quindi tanto di cappello. Tra l'altro prima dicevi delle gare non perfette, io mi ricordo delle gare perfette su Kitzbühel, insomma hai fatto la storia della discesa libera, quindi insomma da grande campione cerchi di minimizzare. Ti chiedo solo un'ultimissima cosa, cosa ti auguri per la tua Cortina, per la tua montagna? Immagino la ripartenza, ma come la vedi? Ma in funzione delle prossime Olimpiadi, come la vedo nel futuro adesso? Nel futuro in generale, come la vedi questa ripartenza? Già quest'estate si muoverà qualcosa? Cosa annusi anche nell'aria? No, beh, sicuramente, come ho detto prima, sono state fatte tante cose per il mondiale, però tante cose ancora sono work in progress, no? Sono partiti i lavori, però non li hanno portati a termine. Io mi auguro che tutti i cantieri che ci sono, perché ce ne sono tanti, li portino a termine, e quello che ho visto è veramente anche da parte dei privati, gli alberghi, ci sono tante gru, un po' Cortina, sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di alberghi, la ricettività alberghiera non è così elevata, e quindi stanno ristrutturando un sacco di alberghi. Questo mi fa molto piacere, c'è da mettere a posto sicuramente anche le strade, i parcheggi, e poi dopo che la gente, io mi auguro anche che, perché come in tutti i posti c'è sempre qualcuno che rema contro, però che la gente capisca che questi eventi adesso, soprattutto in questa epoca qua, che ormai c'è veramente tanto consumismo, tanto dispendio di soldi, energia, anche un modo di fare che si vuole sempre fare le cose sempre più grandi, però adesso sono state trovate delle soluzioni per cercare di rispettare sempre di più l'ambiente. Questo per me è molto importante, fa molto piacere, però che la gente anche capisca che le cose, chiaramente qualche cosa bisogna fare, dei lavori, non è che si può lasciare il paese così, perché sennò anche la casa, uno che ha una casa, devi aggiornarla, devi modificare, devi cambiare, certo. Devi verniciare gli infissi, la devi pitturare, non è che la puoi lasciare lì, la fai e resta lì per 1000 anni. Quindi anche Cortina c'ha bisogno di questi lavori, e io mi auguro che la gente non opponga resistenza e che capisca che è in funzione di bene, è necessario investire in maniera sostenibile, perché poi, diciamolo, le Olimpiadi passano una volta nella vita o poche altre, insomma. Quindi grazie per questo messaggio a Cristian Ghedina, buona Pasqua, ti lascio Cristian alla tua Pasqua in famiglia, un abbraccio, a presto. Grazie davvero. Un abbraccio a voi, grazie mille e buona Pasqua a tutti. Grazie. Ciao, grazie ancora. Grazie Cristian, grazie, un saluto anche a Cortina e a tutta alla montagna veneta e bellunese. Mi dicono che teoricamente il viaggio del nostro Lucio Zanato continua, non vorrei essere nell'auto di Lucio Zanato in queste ore, perché dove ti trovi, Lucio? Vedo già un luogo simbolico. Indovinate dove sono e che muro è questo? Questo è il muro della Rocca di Asolo, e ci siamo spostati proprio ad Asolo. Sono con il sindaco Mauro Migliorini. Buongiorno sindaco, buona Pasqua. Buongiorno, auguri, buona Pasqua a tutti voi. Ecco, poi abbiamo Chicco invece, che è l'uomo delle chiavi del... Buona Pasqua a tutti. Ecco, perfetto. E per ultimo invece abbiamo la moglie del sindaco, che vuole stare dietro, ma noi la tiriamo avanti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Siccome noi siamo un programma per le famiglie, abbiamo detto al sindaco di venire almeno con la moglie, insomma, no? Allora, con il sindaco, la moglie e Chicco, il sindaco ci ha dato l'autorizzazione, apriamo l'argomento
Rocca per i telespettatori di Antena 3. Perché apriamo la Rocca? Perché, Sindaco, qui avete fatto una ristrutturazione importante che purtroppo causa Covid poca gente ancora ha visto. Assolutamente, a giugno 2019 l'abbiamo riaperta dopo 2 anni di intervento di restauro con una nuova scalinata di accesso al camminamento con la sistemazione di diversi mandiamo avanti la Nicoletta, che così ci fa vedere, in diretta ai nostri telespettatori l'entrata alla Rocca. Allora, prego Sindaco. Allora, dicevamo, voi avete fatto una ristrutturazione? Sì, durata, come dicevo, di oltre 2 anni, con un contributo del Ministero dei Beni Culturali di oltre 300.000 euro, con la sistemazione di diversi immobili che erano stati danneggiati da eventi atmosferici. Con il collegamento, Lucio, mi senti? Si è frizzato Lucio, ma ritorniamo sicuramente fra qualche istante. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi parla? Buona Pasqua. Buona Pasqua. Lei sono io in onda? È in onda, signora. Come si chiama e da dove chiama? Io sono la Gianna Fracaro, sono a Mestre in Viale San Marco. Ho fatto la patente a mezzo Viale San Marco, completo l'Anna Maria. E volevo fare tanti auguri e un abbraccio grande a tutto il Viale San Marco. Ecco, salutiamo e auguriamo buona Pasqua a tutta Viale San Marco. Lei, signora, come sta trascorrendo questa giornata di festa? Cosa sta facendo? Oddio, io e mio marito tranquilli, siamo fortunati perché abbiamo avuto il vaccino. E perciò niente, aspettiamo rassegnati. Quindi siete già vaccinati, siete a posto, tranquilli? Siamo già vaccinati tutti e due perché siamo vecchi, io 80 e lui 81, e perciò sì, siamo un po' più sereni sperando che funzioni veramente. Assolutamente. E le posso chiedere, oggi ha cucinato lei, ha cucinato suo marito? No, qual è stato il menù? Sì, mio marito, neanche un uovo sodo. Ho cucinato io asparagi per antipasto con una salsetta francese perché io sono cresciuta in Francia. Ho fatto un bel cosciotto di cappetto al forno fantastico con cipollini in agrodolce, radicchio rosso di Treviso, fragole, colomba, un buon vino friulano perché sono di origine friulane, e io e lui perché i miei sono in Francia, gli altri sono in Friuli, e perciò mi manca tanto la passeggiata, gli abbracci di tutto il Viale San Marco, che è il più bel viale di Mestre. E quindi li abbracciamo davvero, signora Gianna. Buona Pasqua a lei e a suo marito. Tanti Grazie. auguri a voi, mi tenete tanta compagnia. Arrivederci. Buon lavoro, ragazzi. Noi rimaniamo Buongiorno. qui. Arrivederci, grazie. Buongiorno. E torniamo a collegarci, vedo delle immagini fantastiche, non so se riusciamo a ricollegarci con Lucio, adesso lo vedo. Lucio, eccoci, rieccoci. Mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? Allora, dunque, abbiamo fatto un calcolo sbagliato perché la Rocca fa 5 metri, giusto? E anche di più alla base, quasi 7 metri di larghezza alla base. E quindi si è mangiato il segnale del telefonino, detto molto semplicemente. Adesso noi abbiamo fatto tutta la scalinata e Nicoletta vi fa vedere che cosa si vede, perché Asolo è la città dei 100 orizzonti. È la città dei 100 orizzonti perché da qualsiasi parte allunghiamo il nostro sguardo, in particolare in giornate limpide come oggi, riusciamo a vedere tutta la pianura padana fino a Venezia, i colli Eugani, i colli Iberici, il Monte Pasubio, il Monte Grappa, tutta la pedemontana del Grappa, tutte le colli asolani, nonché poi spostandoci anche il Montello e un tratto del Piave. Ecco, devo dire che voi avete fatto questa importante ristrutturazione perché sia percorribile a tutti. Esatto, come vedete alla mia sinistra sono stati ricomposti tutti i melli che erano stati danneggiati, è stato risistemato il camminamento, è stata rifatta la scala di accesso con la speranza che i vostri telespettatori, i nostri concittadini, i cittadini del Veneto e del Triveneto quanto prima possano venire a trovarci e a vedere la bellezza della città dai 100 orizzonti. Allora, volevo capire con Nicoletta se possiamo muoverci oppure se c'è ancora poco segnale. Proviamo a vedere da quella parte di là, Nico. Fai vedere il Grappa, fai vedere la bellezza di questo pezzo di storia, perché ricordiamo la Rocca veramente è millenaria.
La rocca è millenaria, sì, ma ancora di più, cioè andiamo indietro nel tempo, perché subito dopo l'epoca romana era il vero cuore di Asolo, cioè noi siamo nella cima del Monte Rico e alle tue spalle si vede la cima del Monte Rico, e qui è nata Asolo, che poi è stata spostata nell'attuale Asolo che conosciamo. Qui sono stati trovati anche dei mosaici di una basilica paleocristiana. Qui poi nel corso degli anni, grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, diversi studiosi, sono stati riscoperti reperti dell'epoca veneziana, medievale, alto medievale, anche con delle tombe, con i basamenti di ciò che era la vecchia Asolo una volta. Ecco, ma giusto per capire, quando è che si potrà tornare a vedere questi bellissimi orizzonti dal vivo? Cioè, quando è che i nostri cittadini potranno salire sulla rocca? Questo dobbiamo attendere le decisioni nazionali. Quando verranno riaperti musei e parchi archeologici, anche la Rocca e il museo di Asolo potranno essere rivisitati. Io mi auguro il prima possibile, perché ne abbiamo la necessità. Ecco, però qui chiamo in causa, diciamo così, l'uomo della sanità, perché per chi non lo sa, il sindaco Migliorini è una delle persone che sono state in prima linea con il coronavirus. Dal suo osservatorio che prospettive ci sono, dalla parte proprio da sanitario? Beh, le mie prospettive, le mie aspettanze sono assolutamente positive grazie al vaccino. Come dice il nostro governatore, ci auguriamo che i rifornimenti di vaccini arrivino quanto prima. Adesso ci sono gli uomini, tanti uomini che sono disponibili a vaccinare, ma manca l'elemento primario, cioè il vaccino. La campagna vaccinale ha stentato inizialmente a partire con i modi adeguati. Adesso, grazie all'impegno di tutti, dall'unità sanitaria locale al direttore generale, alla regione, allo Stato, finalmente questa macchina sta muovendo bene i primi passi, e ci auguriamo che sia quanto più veloce possibile, perché ne abbiamo tutti bisogno. Ne hanno bisogno i cittadini, che vedo sempre più stanchi e demotivati, ne abbiamo bisogno noi amministratori, ne ha bisogno il nostro territorio, dove uno degli elementi principali della sopravvivenza è il turismo. Ecco, mentre chiedo ancora una volta a Nicoletta di fare, magari riusciamo a fare 2 passi, vediamo se tiene il segnale. Sindaco, uno che viene ad Asolo in futuro, oltre che fare la passeggiata qui sulla Rocca, che vi garantisco è meravigliosa, anzi, se invece di inquadrare noi, Nico, fai vedere ai nostri telespettatori adesso che c'è un bank di sole, che meraviglia, possiamo vedere intorno a noi, lì in fondo, C'è qualche problema, del resto, insomma, la zona è un po' problematica dal punto di vista del segnale. Vediamo se riusciamo a ritornare fra poco ad Asolo, ma abbiamo visto ovviamente questo panorama, questa città dei 100 orizzonti che stupisce sempre per bellezza e patrimonio culturale. Adesso riusciamo a vederci di nuovo? Aspetta un attimo, che cerco di capire. Non pensavo che ci fosse problemi di telefono qua, onestamente. Ecco, ci vedi di nuovo? Ti vediamo e ti sentiamo. Cristian, ci vedi? Ti vedo Perfetto, e ti sento. Allora è meglio che siamo fermi e che facciamo vedere, diciamo, senza muoverci molto. Ecco. Ancora un minuto. Allora, giusto per capire, Sindaco, dicevo prima, chi verrà ad Asolo, oltre alla passeggiata, cosa potrà godere della città in termini storici, artistici e non solo? Dalla bellezza del nostro centro storico, al museo civico, alla torre civica, all'acquedotto romano, ai 100 orizzonti di Asolo, alle tombe molto particolari, quale quella della viaggiatrice Freya Stark, anziché Leonora Duse, ma da Asolo possono anche percorrere i sentieri delle colline di Maser e di Cornuda, o spostarsi lungo la pedemontana del Grappa, da Pieve del Grappa a Borso, anziché Possagno con la Gipsoteca Museo Canova, un Maser con la Villa Barbaro di Maser, Cavaso, Pederoba. La bellezza del nostro territorio è questa unicità. Quando è che Asolo sarà patrimonio UNESCO?
prima possibile. Stiamo cavalcando anche qui in modo molto veloce, nonostante il Covid, i tempi li stiamo accorciando il più possibile. Va bene, grazie al sindaco Migliorini, abbiamo cercato di farvi vedere compatibilmente ai telefoni, magari mettiamo un po' il ripetitore più avanti. No, la bellezza è proprio questo. Ecco, allora dobbiamo per fortuna abbiamo almeno una chiavetta che funziona. Adesso vi do la linea allo studio e poi noi ci vediamo tra circa un'oretta e saremo su un'altra rocca per un'altra emozione. Non dico grande come questa perché la rocca è unica, la rocca di Asolo, però un'altra emozione anche musicale. Grazie Linda allo studio. Grazie Lucio, grazie a te, al sindaco Migliorini e a Nicoletta Rizzetto, grazie a tutti. Fra poco torniamo a collegarci teoricamente anche con Treviso, anzi la vedo già collegata, perfetto, Anna Maria Parisi ha cambiato location a norma proprio di sicurezza. Anche Anna Maria, rieccoci, a te la linea. Eccoci, sì, infatti grazie alla potentissima sapienza e devo dire produttività e operosità degli alpini abbiamo già cambiato location, visto che prima c'erano dei problemi. Prima abbiamo avuto dei problemi di collegamento proprio mentre eravamo al chiuso con lei, Venturino. Deve pagare pegno, lo sa? Perché? Cosa ho fatto? Perché si è interrotto il collegamento proprio con lei, hanno detto che deve pagare ben 6 bottiglie. Ma sai, quella è una penalità che prima o poi succede a tutti quanti, capita a tutti. Perché il buon Maurizio trova la motivazione per tutti. Certo, bisogna fare così, bisogna trovare sempre delle motivazioni per ogni giustificazione. La cantina, per ripinguare la nostra. Maurizio De Biasio, poi quindi ci spostiamo da quest'altra parte. Vabbè, passiamo davanti alla telecamera, ma sì, venga, facciamo tutto live così e presentiamo Luca Recchia, che è il caponucleo della nostra squadra di protezione civile. Allora io andrei subito con una domanda a Luca: come sta andando, che cosa sta facendo la protezione civile in questo periodo di Pasqua, la protezione civile del gruppo? Allora, in questo periodo di Pasqua stiamo portando il nostro servizio presso il centro vaccinazioni di Villorba, quindi c'è l'organizzazione dei nostri uomini per dare il supporto al servizio di vaccinazione. Il paziente come risponde, come si sta comportando? Vi chiede naturalmente delucidazioni, informazioni, aiuto? Certamente la gente ci richiede informazioni e delucidazioni, però c'è da ricordare che noi siamo lì in supporto e quindi le informazioni che sappiamo noi sono quelle che comunque sa anche la gente, perché comunque è ben informata dalle varie conferenze di Zaia che puntualmente ogni giorno noi trasmettiamo anche dai nostri schermi. Ci dà numeri e tutto quanto, insomma. Allora, grazie a Luca Recchia. Poi cosa dici? Mi permetti, non posso presentare gli altri alpini. Scusate, le mie sì che sei abituato però, con Lucio. Non posso presentare gli altri alpini che sono qui in rappresentanza del gruppo. Però salutiamo tutti, ma colgo l'occasione per ringraziarli per il lavoro che stanno facendo loro e gli altri soci in supporto sia alla protezione civile sia alle varie attività che ci sono state chieste dal comune o da altri enti proprio in merito a questa pandemia. Ecco Maurizio, a proposito. Grazie ancora a voi, sperando che passi. Un applauso a tutti gli alpini, agli alpini di Treviso, ma non soltanto. I bravi alpini sono partiti, mostra la forza di coraggio della montagna dove più sono anche dei cadetti della robusta giovinezza, dai loro valli e forti petti, spirano in domina fierezza. Che sempre alta la bandiera, senti nell'allerta per il sol nostro italiano.
sorride, più benigno irradia il sol. Evviva gli alpini, evviva gli alpini! Questo era il valore alpino, l'inno degli alpini, Maurizio De Biasio. Mi sono scordato l'ultima presentazione. Il piccolo alpino, Federico. Ecco qua Federico, ciao! Ciao! Ma tu sei alpino da quando eri piccolissimo? Beh, già, sei ancora piccolino, per quanto è cresciuto? Sì. Senti, cosa ti raccontano gli alpini? Tu sei un alpino in famiglia? Sì. E chi è? E lui? Beh, insomma, che cosa significa avere qualcuno, un alpino in famiglia? Questo non lo so spiegare. È una bella cosa. Però fai festa sempre? Sì. Beh, non sempre. Federico, non aver paura, di pure quello che pensi. Non ho paura. Beh, dicevo che Federico comunque a casa è un bambino dalle 1000 iniziative. Sì, Federico è un bambino da 1000 iniziative, però ha avuto la fortuna, lui, ma soprattutto il papà, che è cresciuto in un ambiente molto sano e come potete vederlo è un bambino molto tranquillo perché ha tanti papà con la penna nera in testa. E di questo ne sono felice. Ecco, allora le chiedo nome e cognome? Mauro Bergamo, papà di Federico Bergamo. Ecco, è bello. Hai sentito che cosa ha detto il tuo papà? Che hai tanti papà qui nel gruppo degli alpini di Treviso, è vero? È vero. È una cosa bellissima questa. Vero. Ma tutti quanti sono severi o sono più permissivi? Permissivi. Ah, meno male. E allora, grazie anche a Federico. 8 anni, giusto? 9. Accidenti, mi ero perso un anno, non va bene. Allora, 9 anni, buona Pasqua anche a te, caro Federico. Dov'è il generale Cauteruccio? Ecco, generale. No, io lo stavo cercando perché volevo chiederle una cosa. Adesso hanno dato agli alpini le mountain bike. È un esperimento. Come esperimento? Ma insomma i muli sono stati sostituiti dalle mountain bike, generale Cauteruccio? Guardi, da noi hanno sostituito i muli, però nulla vieta che si possano fare delle sperimentazioni per piccoli reparti, perché i muli servivano per portare carichi, pezzi di artiglieria e carichi. Se si tratta di fare delle ricognizioni in terreno montano innevato, un tipo di mountain bike predisposta per questo può servire benissimo per qualche pattuglia, eccetera. Non so fino a che livello di altezza di neve, però insomma si può andare. Quindi promossi gli alpini in mountain bike, generale? Ma guardi, se gli alpini hanno accettato di avere questa roba qua, vuol dire che è utile, altrimenti come diciamo cosa che non... È d'accordo, insomma. Io sì, tutto quello che si può sperimentare in montagna va bene. Guardi, hanno inventato anche certe tipologie di metodi di fare sci che sono diversi da quelli tradizionali. Insomma, bisogna andare avanti, bisogna... Scopre sempre qualche cosa. Ecco, è giusto, grazie generale Cauteruccio. Allora io volevo andare nuovamente da chi vado? Da Venturino, esatto, da Venturino, torno ancora da lei Venturino. Allora l'altra volta con la canzone della Madonna dei Riccioli d'Oro ti ho fatto piangere. Mi avete veramente sciolto i nodi. Che avevi le lacrime agli occhi. Sì, mi avete fatto sciogliere i nodi che avevo al petto e vi ringrazio anche per questo. Oggi qual è l'altra canzone con Oggi cui non vogliamo farti per piangere. Pasqua? Però riassumendo un po' anche quello che è il momento, diciamo, di questa pandemia, di questa ristrettezza, io vorrei in 2 parole spiegare il significato perché cantiamo questa canzone. Sì, qual è il significato delle canzoni? Perché si canta? Si canta perché affiora dall'anima il ricordo di un'aurora, di un sorriso, di un volto. Hai paura, hai freddo, hai fame, senti la nostalgia del tuo paese, della tua casa, della tua mamma, senti la gioia di vivere, d'amare, di cullarti fra le braccia della tua sposa lontana, senti l'anima tua volare come un'aquila lontano ove pensiero umano non giunge. Senti la noia sfibrante degli ozi, della lunga vigile attesa, senti la febbre per l'azione che dovrà cominciare, nella quale ti butterai a capofitto senza speranza di conservarti la vita. Canta che ti passa. Noi adesso cantiamo. Evviva, evviva gli alpini. Vai col coro. La malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te, vivere non è sempre poesia.
poesia, quante domande senza un perché, ma l'amicizia sai è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi e la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Beh, devo dire che anche queste sono state parole che ci sono arrivate dritte al cuore. Allora vado subito in compagnia del capogruppo Dario Del Borgo, corretto? Corretto. Perché volevo chiederle come gli alpini hanno dato manifestazione della propria vicinanza anche a chi sta nuovamente affrontando l'ennesima battaglia contro il Covid. Ecco, dunque noi come sezione abbiamo donato all'UR 500 colombe che sono state devolute a tutti quanti quelli che hanno fatto il servizio in ospedale. Inoltre anche il nostro gruppo pubblicità di Treviso, in collaborazione con l'ADAR, lei ha visto un uovo di Pasqua all'interno, abbiamo donato una cifra anche all'ADAR, quindi questo in questo momento, pur essendo un momento di distrattezza, che noi alpini ci siamo da fare. In più, come ha visto, questa sede qua l'abbiamo sistemata, abbiamo fatto un ampliamento e speriamo quanto prima di poterla anche inaugurare in maniera tale che ecco, qui c'è il lavoro di tantissime persone, come vede come è tutto bene il giardino e tutto quanto, è quello che noi facciamo per i nostri alpini. E naturalmente ci inviterete all'inaugurazione? Certamente, le lascio l'indirizzo magari all'amico Maurizio. Ci teniamo. Grazie al capogruppo, quindi chiederei a Federico di venire qui con me, se il papà è d'accordo il papà, benissimo. Federico, vieni qui con me e Maurizio De Biasio. A questo punto ci mettiamo da quest'altra parte, forza in velocità, ecco, a favore di luce, benissimo. Terminiamo il collegamento, vieni Maurizio, con gli alpini della città di Treviso, sezione ANA di Treviso. Avete domande da studio? Se no noi vi saluteremo con un altro coro. Esatto. Cristian. È quello che ci vuole adesso. Un altro bel coro, un'altra bella canzone, così ci salutiamo. Benissimo, allora Venturino, provvedi tu per il coro, una bella... Niente coro, mi sa, perché il collegamento si è frizzato, ma insomma abbiamo vissuto delle belle emozioni perché gli alpini sono sempre formidabili in questo. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Anna Maria Parisi, perché anche Anna Maria con Simone Merlo prosegue il suo viaggio, quindi io direi di salutare Anna Maria Parisi. Niente, il collegamento è saltato. Grazie davvero agli alpini di Treviso e buona Pasqua a tutti gli alpini in generale. È venuto a trovarmi qui in studio con me, lo saluto e lo ringrazio, Lele Marcassa, lo conoscete tutti. Christian! Perché ci siamo, Lele, ce l'abbiamo fatta e insomma Lele non ha bisogno di presentazioni perché è volto storico della Zanzega, poi ci raggiungerà anche Ivo Gallo, non potrebbe essere altrimenti, quindi continuerà il nostro viaggio nel Veneto, ma vedo collegata, la saluto e la ringrazio perché è un onore, è un piacere, ma è soprattutto un onore, uno dei volti più amati in assoluto dello spettacolo italiano, Ottavia Piccolo. Buongiorno signora. Buongiorno a tutti e auguri a tutti naturalmente. Buona Pasqua a lei. Collegato con noi c'è anche Lorenzo Maier che si occupa di Venezia, di cinema e che insomma è un suo amico, signor Ottavia, quindi chi meglio di Lorenzo? Lorenzo, buongiorno e buona Pasqua. Buongiorno. Ciao Lorenzo. Buongiorno. Ciao Ottavio, buona Pasqua. Ciao a tutti. Lorenzo, auguri anche a te.
Signora Piccolo, come sta trascorrendo? Comincio con questa domanda banalissima. Allora, come sta trascorrendo la sua Pasqua e dove si trova? Dunque, intanto mi trovo al Lido di Venezia e come tutti sono a casa, casalinga, un po' per forza, un po' anche perché andando sempre in giro restare un po' fermi non fa male, quindi casalinga, abbiamo mangiato una buonissima focaccia di Santin. Ecco, faccio anche un po' di pubblicità, poi che altro? Niente uovo di Pasqua perché la cioccolata fa male, e niente, siamo qui e stiamo bene, mio marito e io, mio figlio no perché vive a Milano e quindi non si è potuto muovere né noi siamo potuti andare a trovarlo, ma insomma non mancherà occasione. Una passeggiata l'ha fatta al Lido? Ma certo, il Lido è meraviglioso per questo, perché abbiamo il mare, la laguna, quindi acqua da tutte le parti, acqua buona in questo caso, e quindi stamattina sono già andata in spiaggia con il mio cagnetto, la mia Bianca, la mia cagnolina, abbiamo fatto un bel giretto e per fortuna ho incontrato tante persone, ma tutte distanti, tutte con la mascherina, siamo molto ligi, stiamo attenti, aspetta perché c'è una telefonata, no problem, signora. Avevo staccato, ma evidentemente scusa, non posso parlare, gliel'ho detto, ecco, basta, hai fatto, mi sa che sono andato via tutto. No, la vediamo, adesso la rivediamo. No, a posto, scusate, ma avevo staccato il telefono e niente, quindi siamo qui. Che Venezia è? Signora Piccolo, quella che lei, come tutti i veneziani, vive da oltre un anno. È una Venezia sofferente, è una Venezia che può rinascere. Che Venezia è? Poi lo chiederò anche a Lorenzo. Certo, sicuramente è una Venezia che sta soffrendo, come sta soffrendo tutto il nostro paese, ma come sta soffrendo il mondo intero, diciamo la verità. Forse noi siamo anche un po' più fortunati, visto che viviamo in luoghi dove non ci manca il fatto di poter andare a spasso e vedere cose belle. Quello che io spero è che da questo disastro che ci ha colpiti, che ha colpito tutta l'umanità, veniamo fuori un po' più attenti a quello che ci succede intorno, un po' più coscienti del fatto che la terra e quello che abbiamo, la natura la stiamo consumando, dobbiamo smettere di consumarla, dobbiamo comportarci diversamente e spero che da questo si impari, a Venezia soprattutto, si impari a usare la città in modo consapevole, quindi cercando di non farla distruggere da un turismo sconclusionato. Spero che Venezia si riprenda naturalmente, ma che pensi di più ai suoi cittadini, quelli che la vivono, quelli che ci stanno tutti i giorni e non soltanto a quelli che vengono a vederla, che va benissimo che vengano a vederla, per carità di Dio, a vederla, a usarla, ad amarla, però ecco, che vengano ad amarla soprattutto. Prima parlavamo con Cristian Ghedina da Cortina di sostenibilità, e questa sembra un po' la parola ricorrente. Lorenzo, qualche considerazione su quello che ha appena detto Ottavia Piccolo? Sono parole importanti. Sì, io avrei una domanda per Ottavia più che una mia considerazione. Se ci racconta come mai lei ha voluto venire a Venezia, perché questa è una cosa importante. Lei è un'ambasciatrice di Venezia che però non è nata a Venezia e mette a disposizione la sua figura anche per fare tante iniziative molto belle per la città e per la cultura nella città. Ce lo racconti per piacere? Allora sì, io ho scelto di venire a Venezia e precisamente al Lido ancora tantissimi anni fa, 45 anni fa, perché
siamo venuti in vacanza e poi ci siamo innamorati. Naturalmente Venezia la conoscevo, ma non conoscevo il Lido. Prima era soltanto una casa di vacanza e da invece 8 anni a questa parte abbiamo scelto di stare qui sempre, quindi di avere una sola casa, che è questa che vedete dietro di me, una casa bella, luminosa, che vede un po' di laguna e vede un bellissimo il dietro della chiesa di San Nicolò. E mi sono innamorata ovviamente di Venezia, non solo della sua bellezza, ma della sua particolarità. E quello che posso fare ogni tanto è così, occuparmi di Venezia, cioè dire quello che ho detto prima: stiamo attenti, usiamola bene, cerchiamo di evitare di sfruttarla in modo sbagliato. Quindi per carità, niente di nuovo e certe volte delle cose anche un po' banali, però quelle che servono a usare bene la città. Ma che ne so, dal non buttare le cicche per terra al non far passare le grandi navi davanti a San Marco, a vigilare che il Mose sia funzionante, perché fino adesso ha funzionato, ma per come è messo speriamo che continui a funzionare, perché sembra che abbia delle criticità difficilmente rimediabili e via, tante altre cose così. Lei ama molto Venezia, signora Piccolo. Dimmi, sì. Lorenzo? Sì, volevo dire a Ottavia che un po' 50 anni, no, dalla sua Parmadoro a Cama, poterla così incontrare anche per i nostri telespettatori non vuol dire solo celebrare i suoi successi passati, ma vuol dire anche dare un messaggio contemporaneo, perché lei continua a lavorare e a fare cose, questa è una cosa importante. C'è uno spettacolo, se non sbaglio, con Stefano Massini che state portando avanti. Sì, dunque no, con Massini è una mia, ormai lavoriamo insieme da tanti anni, lui ha scritto tutti i testi che io ho portato in scena in questi ultimi anni, alcuni stanno passando in televisione, ne faremo uno presto, spero anche al Goldoni, a Treviso e a Padova, che si chiama Eichmann, dove inizia la notte. Lo abbiamo già fatto, in realtà abbiamo debuttato a Bolzano, ma poi la pandemia ci ha bloccato e quindi lo porteremo in scena la prossima stagione, quindi vi aspetto tutti. Signora Piccolo, ecco, adesso mi sente perfetto. Allora, se è d'accordo anche Lorenzo, sentirei le parole di Barbera della Mostra del Cinema, perché attraverso Lorenzo ci ha mandato un messaggio di auguri, ma non è un semplice messaggio di auguri, c'è molto di più. Quindi sentirei Barbera, se possibile. Dovrebbe arrivare. No, non abbiamo Barbera, quindi chiedo alla regia quando c'è. Sì, c'è, perfetto, sentiamo Barbera. Caro Lorenzo, è con grande piacere che faccio gli auguri di buona Pasqua a te e a tutti i telespettatori. Certo sarà una Pasqua un po' diversa dal solito, soprattutto sarà una Pasqua diversa da quella che speravamo che fosse. A settembre scorso, durante l'ultima mostra del cinema di Venezia, ci siamo illusi che quella fosse l'inizio della riapertura, del ritorno alla normalità. Poi è arrivata la seconda ondata e ora la terza ondata della pandemia. Avremo ancora un mese di aprile di confinamento parziale o totale per certe regioni, ma forse è meglio così, perché così riusciremo nel frattempo a procedere con le vaccinazioni e con l'arrivo della bella stagione, come è già successo lo scorso anno, il virus perderà gran parte della sua carica contagiosa e quindi potremo sperare in un'estate libera da
da tutti i pesanti vincoli che ci hanno condizionato in questi lunghissimi mesi, e soprattutto possiamo sperare nella possibilità di fare la prossima edizione di Venezia in maniera quasi regolare. Sicuramente ci saranno ancora alcune misure di sicurezza da seguire per la garanzia di tutti i partecipanti, però certamente affronteremo l'autunno con un altro spirito, con uno spirito di rinascita, di ottimismo. Dovremo ricostruire un mondo che la pandemia ha in larga parte demolito, però siamo ottimisti, siamo fiduciosi, potremo farlo anche nel modo migliore, potremo costruire addirittura meglio di quanto abbiamo fatto nel passato, con maggiore accortezza, con maggior senso di responsabilità, con maggiore attenzione nei confronti del nostro ecosistema così indebolito da uno sviluppo frenetico. Ecco, questo per dire che gli auguri della Buona Pasqua contengono anche un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Non dobbiamo assolutamente arrenderci, non dovremmo credere che il futuro sia ormai alle spalle. Abbiamo davanti a noi, per fortuna, un futuro che ci attende, ricco di promesse, di aspettative e di possibili miglioramenti. Non perdiamo questa occasione storica, ma intanto trascorriamo questa pace in serenità con i nostri cari. Tanti auguri a tutti ancora. Signora Piccolo, sono parole di fiducia nei confronti del mondo dello spettacolo, del cinema in particolare, le condivide? Assolutamente, le condivido e ringrazio il Presidente Barbera perché già lo scorso anno ha dato prova, lui e non solo lui ovviamente, tutta la struttura della Mostra del Cinema, di saper fare qualcosa che non ci aspettavamo, cioè la Mostra del Cinema l'anno scorso è andata stupendamente. Tutto ha funzionato benissimo, quindi vuol dire che se ci mettiamo di buona lena riusciremo a farlo anche quest'anno, quindi le parole del Presidente Barbera sono veramente importanti. Io spero tra l'altro che tutto funzioni, perché ho una gran voglia di tornare al cinema come spettatrice, o anche come attrice. Certo, ovviamente. Ce lo auguriamo. Anche come attrice, anche perché comunque ho partecipato a un film che spero, chissà, magari potrà andare alla mostra, non so se sarà presentato, è ancora molto presto per parlarne, un film di Andrea Segre, con tanti bravissimi attori, con Andrea Pennacchi, con Paolo Piero Bon, insomma io faccio una piccola parte, ma si chiama Welcome Venice e parla proprio di Venezia e di quello, appunto, di quello che succede, di quello che ci è successo in quest'ultimo anno. E quindi ecco, spero di tornare al cinema come spettatrice, dicevo, e a teatro come attrice e anche come spettatrice. Sono una grande fruitrice di teatro, mi piace andarci oltre che farlo, e quindi invito tutto il pubblico, appena sarà possibile, a tornare a cinema e a teatro. Assolutamente. Lorenzo, sei ancora collegato? C'è ancora Lorenzo Maier? Ci sono. Ecco, un'ultima domanda, Lorenzo, per la nostra graditissima ospite. Che cosa ti senti di chiedere a Ottavia Piccolo? Intanto Ottavia oggi ci ha regalato uno scoop, perché questo film in prossima uscita è un scoop veramente importante che non sapevo neanche io e che credo non lo sapesse quasi nessuno, per cui questa è una cosa importante. Volevo chiedere a Ottavia un po' per stare un po' nella contemporaneità questi tre appuntamenti. Uno è stato ieri sera, che ha avuto un grande successo, ce ne saranno altri due, se ce li racconta brevemente.
Sì, dunque è andato in onda 7 minuti il film tratto dal testo di Stefano Massini, che avevo portato anche in teatro. Poi il prossimo appuntamento, sabato prossimo, sarà Occident Express, che è la storia di una donna irachena, una storia vera tra l'altro, che ha attraversato un sacco di posti, ha fatto 5.000 chilometri a piedi per fuggire dalla guerra, dalla povertà, dalla fame, ed è arrivata a Stoccolma. E il sabato 17 invece andrà in onda Il sangue e la neve, che è tratto sempre da un testo di Massini, che è Donna non rieducabile, e che è un memorandum teatrale per Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006. PS di teatro che vanno in televisione, che quindi vivono una nuova vita. Spero anche che il pubblico apprezzi il fatto che siano state tutte e tre fatte in modo diverso dal teatro, perché il teatro va visto in teatro e le altre cose vanno viste in televisione. A ciascuno il suo, a ciascuno il esatto. suo. Grazie davvero. Grazie a voi. Te, Ottavia, è meglio il teatro o meglio il cinema? Ah no, sono due cose completamente diverse, le amo tutte e due. Mi farebbe piacere fare più cinema, anzi parto da qui per dire: registi, chiamatemi che voglio fare più cinema. Ecco, facciamo un appello, ridateci Ottavia Piccolo al cinema. Grazie davvero, è stato un piacere e un onore. Grazie a Ottavia Piccolo, grazie Lorenzo, perché sei stato un tramite formidabile, grazie anche a Lorenzo Maier, grazie davvero a entrambi. Grazie a voi. Lele, Venezia. Voi, la Zanzega va in giro per il Veneto, poi vedremo delle immagini bellissime. Venezia è sofferente. Tu come l'hai fotografata in questo ultimo anno? Devo dire, a livello egoistico, che per motivi anche di racconto e di riprese me la sono ben goduta in questo ultimo anno. Ovvio che ti mette una certa tristezza vedere la dominante, la città che per oltre 1000 anni, poi si è festeggiato il 1600° compleanno, che sia un po' tra mito e leggenda, però il fatto che questa città comunque affaticata dal peso della storia sia completamente deserta lascia un po' di amore in bocca, ma soprattutto lascia a disagio tutti noi, perché molte attività economiche legate ovviamente a questa città, che rimane e rimarrà ancora per secoli unica al mondo, sia in totale sofferenza, perché immaginiamo quelle orde turistiche che fino a qualche tempo fa l'hanno invasa, molte volte anche arricchita economicamente, non essendoci più, l'hanno resa ovviamente molto più fragile di altre città che vivono di altre economie. Dal punto di vista poi invece della rendita fotografica, chiamiamola così, è ovvio che vederla molto spoglia di gente, arricchita forse dal battito di ali di quelli che loro, i veneziani, chiamano i cocai, a noi dava molto respiro immaginifico e creativo. È ovvio che soffre. Come diceva Ottavia Piccolo, e poi mi taccio Christian, mi auguro che sia di lezione il fatto che una città così fragile, importante, con questo microcosmo lagunare che può saltare per aria ad ogni istante, come ben sappiamo, sia forse in maniera più gentile salvaguardata non solo dai veneziani o da chi ci lavora, ma soprattutto da noi che la viviamo come turisti. Esattamente, il rispetto è la prima cosa. E io rimarrei nel veneziano, perché se non sbaglio voi domani sarete a Venezia con una puntata della Zanzega. Solitamente siete a quest'ora più o meno qui su Antenna 3, oggi c'è questa giornata un po' particolare, questa maratona, ma comunque domani la Zanzega torna, anzi abbiamo anche il promo. Chiedo a Tony Esposito se possiamo mandarlo in onda. Il promo non è questo, il promo della Zanzega nella puntata di domani. Questa sono le immagini di copertura, c'è proprio il promo che ci fa vedere quanto è bella Caorle. Vediamo.
Ecco, quindi prendetevi nota, domani 15:45 in via del tutto eccezionale di lunedì di Pasquetta, la Zanzega. Magari fatevi una fortaia con un po' di pane, esatto. E in soggiorno fate la frittata e guardate la Zanzega. Un giretto prima e poi appunto tutti collegati, sintonizzati come sempre alle 15:45. Ivo Gallo lo stai evocando e Ivo Gallo risponde perché insomma il connubio artistico umano è pazzesco. Ivo, ciao, buona Pasqua. Ciao Cristian, grazie di esserti collegato con me. Volevo solo dirti che mio papà quando ti vede dice sempre "Lei è un bravo Cristian". Ecco, perfetto. Ivo Gallo, perché non mi conosce. Ecco, Ivo Gallo, com'è la Pasqua di Ivo Gallo? Io so che sei già attrezzato, hai la chitarra e tutto, dopo sentiremo qualcosa. Sì, la chitarra non mi abbandona mai, anche se diciamo che attualmente Lele non mi abbandona mai. È quasi più della mia amo più Lele della mia chitarra. Beh, bene, questa è una bella dichiarazione. Tra l'altro oggi si è vestito da chirichetto, vedo. Sì, ti ricordo il bollo della macchina. Ah sì, è vero, perché lei mi ha anche regalato la sua auto, perché ero rimasto a piedi, è vero. Noi dobbiamo ammettere, siamo un po' stupidini, però diciamo sempre la verità. Beh, insomma, questo è un bel gesto però. Devi alzare un po' la webcam perché hai la testa tagliata. Sì. Ce la farò. E non c'è Polotto che ti controlla, ancora peggio, disastro atomico. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e regoliamo. Cosa ci canterai dopo nel corso del... Possiamo annunciare qualcosa, cosa Ivo? Cosa ci canterai? Allora, avevo pensato, io associo la Pasqua ai Beatles. Wow, mi sto arrampicando sugli specchi. Un pezzo di Beatles, un assaggino. Ma perfetto, allora fra un po' ci farai sentire anche i Beatles. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con voi ragazzi, andremo alla Basilica del Santo a Padova, il viaggio di Lucio Zanato che prosegue, così come quello di Anna Maria Parisi, quindi insomma un pomeriggio ancora tutto da vivere. A fra poco.